Sì, sì, ma molto. Allora, volgiamo verso il termine, abbiamo ancora un qualche minuto a disposizione. Di che cosa ha bisogno l'Iran a questo punto, in base alle vostre considerazioni di mercati? Di tutto. Cioè? L'imbarazzo della scelta. Perché in realtà loro hanno di tutto, non stiamo parlando di un paese arretrato che magari chi non l'ha visitato si immagina di andare tra le case diroccate, cosa assolutamente, un paese civilissimo, tecnologico, all'avanguardia, ma con il fatto che c'è stato per tanto tempo l'embargo, magari delle esigenze ci sono di più prodotti anziché, cioè vediamo di capire che cosa, allora, per chi ci ascolta, per vedere magari se può essere interessante oppure no un approccio, premesso che non è semplice come magari sembrava, perché tanto bisogna creare la sede produttiva lì, oppure appoggiarsi a fare il sistema, consorzio, poi vedremo se può essere una strategia per crearle insieme, sinergia, questa è un'altra cosa. Cosa sono? Tipologie merceologiche o di materia prima, non lo so, produttive? Beh, diciamo, noi, allora, l'Iran è, oltre al petrolio, ecco, da notare una cosa che è molto importante per quanto riguarda questo paese, che pur essendo un paese produttore di petrolio non dipende come altri paesi tipo Arabia Saudita, Emirati Arabi eccetera esclusivamente dal petrolio, nel senso che la soglia di dipendenza del petrolio è al di sotto del 50%, perché l'Iran ha tantissimi altri minerali, materie prime e quant'altro eccetera, per cui da questo punto di vista ha ingenti risorse. E dopo da non trascurare che l'Iran ha anche ingenti risorse finanziarie, perché col blocco dei pagamenti e quant'altro diciamo che ha diffuso nel mondo, ma ha riserve finanziarie, qualcuno attesta che siano sull'ordine di 70-80 miliardi di euro, e sono risorse che possono essere immesse come liquidità proprio anche per fare investimenti, per acquistare prodotti vari, quindi da questo punto di vista ha veramente grandi risorse. Diciamo che la prima necessità dell'Iran è quella di andare verso una modernizzazione sia del sistema produttivo, fatta alcune eccezioni, e anche del sistema commerciale e distributivo, nel senso che questi 10 anni diciamo, di paralisi dal 2005 ad oggi hanno fatto sì che il paese si sia un po' fermato dal punto di vista sia produttivo che commerciale. Per esempio il caso della flotta aerea che adesso viene rivista, viene modernizzata, hanno un programma di acquistare 400 Airbus, e quindi vuol dire proprio perché è un paese che ha la necessità di ritornare sulla ribalta internazionale. C'è una grande voglia di viaggiare, per esempio siamo stati contattati per verificare se per esempio ci sono le condizioni per aprire un volo diretto Teheran-Venezia. Perché? Perché i giovani soprattutto hanno voglia di viaggiare e vogliono conoscere in primis che cosa? L'Europa e l'Italia, e quindi attivare anche questo flusso di turismo eccetera, e dall'Iran verso l'Italia e dall'Italia anche verso l'Iran, perché attualmente c'è solo l'hub di Roma, a meno che non si faccia scalo a Francoforte, no? Quindi esatto, sì. È abbastanza, sì. Diciamo che anche Roma è un po' imbarazzante come hub, no? Esatto, sì. Quindi ci sarebbe un discorso molto, molto interessante con l'aeroporto di Venezia per attivare proprio una linea diretta Teheran-Venezia. Ma diciamo questo, sostanzialmente l'Iran credo che abbia interesse ad acquistare qualsiasi tipo di prodotto italiano. Quindi innanzitutto una modernizzazione dell'apparato produttivo, ma anche dell'apparato sociale, chiamiamolo così. C'è un progetto, un programma già finanziato per realizzare in pochi anni 1 milione di nuovi posti letto negli ospedali. Teniamo conto che l'Iran è su molti aspetti della medicina è molto avanzato per quanto riguarda la ricerca scientifica su molti aspetti. Tutto l'aspetto delle infrastrutture, per esempio, stanno investendo moltissimo, per esempio, nell'adeguamento e modernizzazione della rete ferroviaria.
perché il loro obiettivo strategico è quello di usare il porto che hanno e di fare un grande collegamento ferroviario per arrivare praticamente alla Cina, perché dall'Iran si può arrivare verso la Cina e verso l'India. Quindi questo hanno come grandi la rete autostradale, vogliono investire, realizzare migliaia di chilometri di autostrade. E quindi il settore automobilistico, per esempio, è uno dei settori prioritari. Già in Iran si producono più di 2 milioni di auto all'anno, vogliono arrivare ad almeno 3 milioni di auto all'anno, e quindi tutto quello che è la componentistica, l'automotive italiano può essere di grande interesse. La modernizzazione della scuola, quindi mettere a posto le scuole, gli uffici, sì, qualsiasi tipo di infrastruttura, trasporti, sanità, scuole, uffici, eccetera. E poi c'è l'aspetto appunto della produzione locale, e quindi cosa significa? Significa vendere tecnologia e macchine, per esempio macchine per la lavorazione del legno, piuttosto che macchine per la lavorazione della plastica, oppure processi per produrre prodotti alimentari, food. Quindi tutta quella che è la piccola industria meccanica italiana e veneta può avere grandi opportunità di vendere questi prodotti. Poi parliamo dei beni di consumo. Parliamo di beni di consumo che sono legati alla cura della persona, quindi in primis la cosmetica, ma poi anche la moda, la gioielleria, le calzature italiane. Però dovrebbero crearsi la sede produttiva lì, anche questi, o no? No, diciamo piuttosto creare dei sistemi di commercializzazione. Per esempio noi come consorzio For Export stiamo analizzando in maniera molto seria, abbiamo già dei contatti avviati con sia controparti iraniane ma anche con molte aziende italiane, perché vorremmo dar vita a una specie di progetto, chiamiamola Casa Italia. Casa Italia cosa sarebbe? Sarebbe non sarebbe un centro commerciale, ma sarebbe un sito in cui, un grande showroom in cui, fatto che al centro ci dovrebbe essere un ristorante italiano gestito da chef italiani per promuovere il food italiano, e creare dei corner in cui abbiamo delle presenze di aziende di eccellenza del nostro Made in Italy, per quanto riguarda i mobili, per quanto riguarda la moda, per quanto riguarda la gioielleria, eccetera. Quindi fare una Casa Italia in cui non solo mostrare al grande pubblico i nostri prodotti, le nostre eccellenze, ma anche attirare i compratori iraniani, i buyers, perché vengano a vedere questi prodotti. Ma questa è una cosa mediatica sul web oppure realizzata fisicamente in Iran? Il progetto è un progetto molto articolato, nel senso che prevede la realizzazione di una piattaforma di e-commerce, quindi di vendite online, e poi l'acquisto, diciamo, in questo palazzo, chiamiamolo Casa Italia. Tenendo conto che il governo iraniano dà delle grossissime agevolazioni, per esempio, ad aziende estere che vogliono andare in Iran, soprattutto a Teheran. Hanno creato una zona franca dove, se uno apre un laboratorio di ricerca, per esempio, o apre un magazzino o apre una sede, ci sono delle fortissime agevolazioni di carattere fiscale, contributivo e quant'altro, insomma, per cui c'è proprio questa. Quindi il progetto nostro sarebbe quello di accompagnare, è un progetto anche nostro a livello nazionale come associazione, quello di accompagnare almeno un centinaio di aziende di prodotti appunto di consumo, quindi mobili, arredamento, ma c'è un po' tutto quello che può andare, prodotti per la casa, eccetera, e di fare questo progetto di comunicazione, quindi di vendita online, di e-commerce, eccetera,
e gestire questo showroom, questo grande showroom delle eccellenze del nostro Made in Italy. Perfetto, siamo arrivati al termine. Velocissimo. Dando la possibilità, l'opportunità alle aziende italiane di essere presenti con dei costi molto ridotti. Molto ridotti. E speriamo di avere qualche contributo pubblico su questo. Quella è la cosa fondamentale. Perfetto, esatto. Non abbiamo parlato delle situazioni contrattuali e assicurative che sono altrettanto importanti, ma magari lo faremo anche in un prossimo tempo. C'è il piano SACE, oggi ne parliamo del piano SACE. La SACE sembra che voglia investire, perché è ottimista la SACE, 5 miliardi di euro a favore delle nostre aziende per la copertura dei crediti commerciali. Ecco, quindi già questo può essere una cosa interessante. Speriamo. Allora guardi, io le auguro un buon lavoro, buon Grazie. proseguimento, terremo i nostri telespettatori aggiornati su queste nuove opportunità, speriamo che poi possano essere effettive, perché bisogna che le situazioni internazionali siano un po' più stabili. Grazie ancora, buon proseguimento, noi ci vediamo domani come sempre.